MTN Veneto incontra Michele Marcolini, benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao, grazie. Allora, Michele, ti abbiamo disturbato perché la nostra trasmissione si occupa di notizie dal Veneto e insomma volevamo capire, visto il tuo trascorso non solo calcistico ma anche di vita a Verona, farti qualche domanda e capire insomma qual è il tuo rapporto con la città di Verona e anche con la regione Veneto. Ma è un rapporto ormai diventato molto molto stretto, diciamo che io con Verona ci ero già legato fin da bambino perché mio papà era nato a Verona e ha passato tutta l'adolescenza a Verona per poi spostarsi a Savona anche lui per giocare a calcio e quindi diciamo che era una città che era già, diciamo, alla quale ero legata. Dopo, per via della mia professione, ho avuto la fortuna di poterla vivere più a fondo e dopo poco abbiamo deciso con mia moglie di trasferirci lì perché ci siamo trovati molto bene, perché è una città che offre molto e nella quale credo si possa dire che si vive molto bene. Sì, infatti, è vero, è vero. I tuoi figli sono cresciuti, insomma, a Verona. Tu sei figlio di calciatore, tuo figlio gioca a calcio e si chiama Diego. Tu giochi di sinistro, c'è qualche analogia con un famoso tiro da centrocampo che ha fatto gol in stile Diego, insomma? No, non c'è, diciamo che vabbè, anche lui fa il centrocampista, però è destro, quindi diciamo che sotto questo punto di vista non ci assomigliamo molto, però di sicuro come me da ragazzo vive di calcio, ha una passione molto profonda ed è quello che mi rende contento, perché credo che i ragazzi debbano pensare a divertirsi, a fare quello che li rende gioiosi e felici, quindi se lui fa quello che gli piace io sono il primo a esserne contento. E a proposito di felicità, insomma, mi viene in mente una di quelle cose che da bambini spesso insomma capita, il sogno di un ragazzo che cresce giocando a calcio è quello delle figurine Panini. Anche tu insomma hai avuto il piacere di avere quella bella figurina che noi adesso stiamo vedendo qua, Michele Marcolini, numero 7, Chievo Verona. È una bella soddisfazione, insomma, dai. Sì, beh, ma sono quelle cose che poi ti dico, sono quelle cose alle quali pensi quando sei ragazzino, no? Del vederti sull'album, sono quelle cose a cui devi pensare più che l'aspetto economico, che poi chiaramente quando cresci diventa importante per te stesso, per la propria famiglia, però credo che quello che deve muovere un ragazzo è l'amore per lo sport e proprio queste piccolezze, no, che fanno capire quanto ci si è legati al calcio. E ti dico, sotto questo punto di vista io ho avuto anche la fortuna di avere un nonno che mi seguiva molto molto a fondo e mi ha fatto una raccolta di tantissimi articoli che mi riguardano sin da quando ero ragazzino, sin da quando giocavo qua nei campi di provincia a Savona e adesso sono veramente contento e lo devo ringraziare tanto, perché sono quei ricordi che veramente che ti danno una gioia diversa dal resto, perché ritorni indietro col tempo e ti ritrovi a vedere, a leggere delle cose che ormai fanno parte di un lungo passato. Si sente molto il legame che c'è fra te e la famiglia. Questo rapporto che c'è all'interno di questo nucleo familiare, come sei riuscito a gestirlo? Perché insomma non sempre hai giocato a Verona, sei dovuto anche andare in giro. Come si gestisce il rapporto con la famiglia quando si è costretti ad andare tanto in giro? Ma fin quando ho giocato, prima solo mia moglie, poi mia moglie con Roberta mi hanno seguito. E poi ho avuto la fortuna di, quando i ragazzi hanno iniziato a fare le scuole da un po' più grandi, quindi le medie, quelle dove magari era un po' più difficile spostarli, nel senso che iniziavano ad avere un loro nucleo di amicizie
Ho avuto la fortuna di arrivare a Verona e poi di non muovermi più, perché anche gli ultimi anni da calciatore l'ho fatti, uno a Padova e facevo avanti e indietro, e l'ultimo a Lumezzane ed ho fatto lo stesso. Da allenatore, quando sono dovuto andare fuori Verona, è stato diverso. Purtroppo mi sono dovuto spostare da solo, anche perché in primis spostare i ragazzi sarebbe stato molto, molto difficile, e poi anche per il fatto che proprio per il lavoro che faccio, dove può succedere che dopo qualche mese possa essere magari lasciato a casa, e poi il continuare a spostare sempre la famiglia non è facile, quindi ho preferito lasciare la famiglia, magari affrontare qualche viaggio in più, affrontare qualche sacrificio di questo tipo, però i sacrifici i viaggi per andare a vedere, a trovare la propria famiglia, sono sacrifici molto relativi. Infatti, hai toccato un tasto che adesso ci permette anche di parlare di Marcolini allenatore. Una discreta carriera anche come allenatore, eri riuscito a raggiungere anche uno di quei obiettivi insomma, che fanno da collante, insomma, avevi giocato nel Chievo, sei riuscito anche a fare l'allenatore del Chievo, però il periodo storico probabilmente non è stato proprio dei più felici in quello in cui ti sei trovato. Ma io sono grato al Chievo sia per quello che mi ha dato dal punto di vista professionale come calciatore, sia della possibilità che mi ha dato da allenatore. È il primo club che mi ha dato l'opportunità di allenare in un campionato importante come la Serie B, quindi io sotto questo punto di vista sarò sempre grato al Chievo. Gli obiettivi erano quelli che ci si era prefissati a inizio anno. Evidentemente le cose sono cambiate in corsa, o il presidente la pensava diversamente, quindi lui, essendo il capo della truppa, ha la possibilità di decidere quello che meglio crede. Ha deciso per cambiarmi, e io chiaramente ne sono rimasto dispiaciuto, però fa parte del nostro lavoro. Credo che come tutte le esperienze che ho vissuto fin qui mi fanno bagaglio per il futuro. D'accordo, allora Marcolino, noi ti lasciamo alle tue vacanze, goditi i tuoi stupendi figli e la tua premurosa moglie, e a risentirci per una prossima occasione. Grazie per averci lasciato l'intervista. Grazie, è stato un piacere. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.